Presidente Leonardo Muraro, finalmente qualche segnale positivo dall'economia e anche e soprattutto dall'occupazione trevigiana. Ma sicuramente sì, questo è un trend che stiamo rilevando da circa il primo trimestre 2015, questo trend ci è stato confermato anche nel dato finale rapporto 2015 nei confronti del 2014. L'utilizzo dei macchinari nella nostra provincia vengono in maniera industriale, vengono utilizzati al 73%, ricordiamo che nel 2009 i macchinari delle aziende venivano utilizzati al 50%, questa crescita è stata una crescita che ha avuto questo trend che porta a dei risultati importanti per l'economia, dove i nostri prodotti ritornano a conquistare il mondo. Se pensiamo che l'export maggiore, un 7% in più, riguarda soprattutto la filiera di macchinari, per cui alta tecnologia, alta capacità, creatività, non di meno il mobile che cresce di un altro 7%, anche questo è importante, per cui di trend positivi, agricoltura, prodotti tipici, per cui è un trend importante per tutto il settore economico finanziario della nostra provincia. Questo comporta anche un incremento dell'occupazione nella nostra provincia, perché vediamo una crescita del 280% addirittura nelle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, questo frutto anche delle agevolazioni a livello governativo. Vediamo un trend di crescita e di rapporto fra cessazioni e assunzioni positivo che se fino all'anno scorso era per coloro che erano rispetto al 24-25 anni, adesso si è innalzato fino ai 54 anni. Questo significa che si chiede anche la collaborazione di persone che hanno delle professionalità e delle conoscenze importanti, significa che tutto il sistema si sta muovendo. Questi sono i dati che vengono poi confermati dalla diminuzione esponenziale della cassa integrazione guadagni e soprattutto dell'occupazione di quelle che sono le nuove forme di lavoro. Trend che si spera possano confermarsi anche per quest'anno, per il 2016, insomma siete fiduciosi? Ma noi ci auguriamo che il trend del 2015 possa proseguire anche nel 2016 e questo significa che dobbiamo sempre tenere monitorato questo settore importantissimo per le risorse umane, per le persone, per le famiglie. Il lavoro significa famiglia, dall'altra parte anche per quanto attiene proprio il problema economico-finanziario della nostra provincia che si sta posizionando in maniera importante a livello globale.